tuo compleanno si avvicina. Vuoi rendere la festa diversa dal solito, unica e originale? Coinvolgi amici e parenti con il Cervellone Quiz Show, il gioco più trendy del momento. Con le pulsantiere wireless potrete interagire con il sistema elettronico e con l'animatore della festa, diventando i protagonisti di una grande sfida multimediale come in un vero show televisivo. Scoprirete chi è il più veloce a rispondere ai quesiti più divertenti e curiosi di attualità, gossip e sport, a risolvere test di abilità e molto altro. Il quiz si personalizza con domande sui momenti indimenticabili della tua vita e con foto e video dei ricordi più belli insieme ai tuoi amici. Scopri in modo simpatico e divertente quanto ti conoscono, diventando a tutti gli effetti il protagonista della tua festa. Regalati un grande successo. Vivi un compleanno da Cervellone. Lancio il servizio di questa puntata cioè, ma guardate che bello che sei diventato, Paul. Ma questo ciuffo. Ma la vuoi smettere, per favore? A parte dobbiamo parlare di cose serissime e quindi non parliamo del mio ciuffo. Ma perché mi devi sempre sgridare? Non ti sto sgridando, sai che ti voglio tanto bene. Tra l'altro ho visto su Teleregione Sardegna che il tuo programma sta funzionando benissimo, anche se questo servizio non andrà in onda su Notemania, ma sicuramente su Die Pro Die, che è il mio programma, che è molto meglio, molto più visto. Che va molto meglio del mio. Ma a parte questo, perché siamo qui, racconta? Stiamo presentando il Cervellone. Chi è Santo Palumbo, tu lo sai? Un bel ragazzo. Ma lascia perdere, lui è il direttore commerciale di questa azienda che si chiama Planet Multimedia, che a parte il cervellone, insomma, ha tantissimi prodotti in riferimento al quiz game, e il quiz game che così tanto successo sta facendo in giro per i locali, ma non solo. E allora io te lo voglio presentare, perché è giusto che anche lui dica qualcosa. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, pour vous, lui, Santo Palumbo, Planet Multimedia, buonasera. Santo, e lui è Paul. Io vado via, guarda. No, aspetta. Vado via perché dopo una presentazione di questo tipo neanche Mike Bongiorno mi aveva fatto una presentazione di questo tipo. Buonasera intanto e grazie, buongiorno, perché dipende dall'orario in cui vedete il programma. Posso perdonarmi? No, la cosa... Allora, mi perdoni, signor Santo Palumbo. Io vorrei, scusa se metto questa parte che è la parte migliore di me, vorrei che a questo punto, essendo lei il direttore commerciale di questa grande azienda, spiegasse magari in maniera più dettagliata cosa significa essere direttore commerciale di un'azienda in piena espansione che fa grande successo in tutta Europa, ma soprattutto, insomma, che parla di un grande quiz, il quiz più amato d'Italia, che è proprio il cervellone. Qual è la sua esperienza come direttore commerciale? Che significa? Quale? Cosa significa? E allora grazie Paolo, torniamo allora un attimo seri, perché dopo questa apertura non posso esimermi dal raccontare realmente cosa facciamo. Planet Multimedia, oltre il cervellone, è un'azienda che realizza strumenti per la formazione e la didattica, quindi in tutte le migliori scuole e università d'Italia. Alla Sapienza utilizza i nostri sistemi, ma soprattutto per le più grosse aziende nazionali e internazionali. Poi, con il nostro settore entertainment, che io rappresento come direzione commerciale, abbiamo in giro per l'Italia dei concessionari, così come la Dessanti Production qui in Sardegna, abbiamo dei concessionari che realizzano in giro per l'Italia numerosi eventi. Mentre noi parliamo, però, avete visto le immagini proprio in riferimento ad alcuni grandi eventi, per l'appunto proposti dalla Planet Multimedia. Tu pensa che in Sardegna per la prima volta approda un gioco a quiz, un quiz game, ma un insieme di grandi prodotti che cambiano il modo anche di fare l'intrattenimento. Ci voleva, no?
Ci in voleva. modo da coinvolgere le famiglie. Anche le famiglie sono importantissime. State guardando proprio le immagini in riferimento ai giochi e alle serate del cervellone in Sardegna, ma perché devo parlare io? Fai parlare lui, che lui è Santo. È santo. È santo, lui è santo. E io sono Paul De Santi. E io cosa ci sto... Complimenti, Siamo complimenti. Cioè, cosa ci faccio io qui in mezzo? Santo De Santi. Satana, cosa... Ho il piacere di stare accanto a lui, che è uno dei 7 uomini più belli d'Italia. Era dal 1981 che non vedevo un uomo così bello. Detto questo, è stato un piacere. va bene Paolo, vai. Tornando seri appunto a noi. Come seri? Sì, perché con voi non si può. Mi ero imposto di fare un discorso. Per noi la famiglia è importantissima che venga a giocare qui alle serate del cervellone, perché se voi pensate a quelle famiglie che vedete in giro per i locali, marito e moglie che dopo 30 anni di matrimonio non hanno nulla da raccontarsi di diverso, oppure i bambini che sono lì con il telefonino in mano a rintronarsi l'uno rispetto all'altro, magari giocano insieme però via telefono, mettete una pulsantiera del cervellone in mezzo, torna l'unione familiare, torna la voglia di divertirsi insieme, il bambino che rimprovera il padre perché ha risposto una cosa piuttosto che l'altra. Te l'avevo detto. Hai capito? E poi botte che partono, poi divorziano, ma è un altro discorso quello, però... Non abbiamo detto una cosa importante, Siamo al B&B di Assemini, un locale rinomatissimo qui ad Assemini e a Cagliari. Ecco, Tu devi sapere che molta gente di Cagliari, di Iglesias o di Carbonia o di Assemini, Decimo Mannu, vengono da Cagliari a Decimo Mannu per venire qui a giocare al cervellone. ecco perché anche Ruben farà il cervellone a Cagliari, così non fate così tanta strada. Sto scherzando. Vedete, quello è ignorante, come fa? Sto scherzando perché insomma è bene che si venga qui al B&B, però non è che siamo qua a fare pubblicità al locale in realtà, e non siamo neanche qui a fare pubblicità al cervellone. La verità è che stiamo festeggiando questi grandi prodotti dell'intrattenimento in giro per tutta l'isola per la prima volta in Sardegna. Anzi, sai che facciamo? No. Sai che facciamo? Andiamo. No, sai che facciamo? Io manderei, guarda, un piccolo specialino a proposito di eventi. Che bello! Vado subito a giocare! Sembra un quiz televisivo, invece si tratta di un programma telematico per valutare gli studenti. Lo ha realizzato l'associazione La Movida, che lo sta sperimentando nelle scuole calabresi. A Catanzaro l'istituto industriale Scalfaro ha ospitato la simulazione di un esame a test, dall'associazione anche una proposta di viaggio didattico a basso costo per gli studenti. Sentiamo di cosa si tratta con Emanuela Gemelli. Dal gioco alla didattica, i cervelloni entra nelle scuole. Il sistema è lo stesso del quiz game, ma le domande sono scritte dai professori. Un modo nuovo per testare la preparazione degli studenti, un progetto didattico sperimentale presentato all'Istituto Scalfaro di Catanzaro. Certamente queste modernità non devono sostituire la vecchia scuola. Devono andare a integrare, bisogna comunque dare ai docenti la possibilità di avere più strumenti, l'interrogazione tradizionale, il compito tradizionale, però se esistono strumenti nuovi che mi portano gli alunni ad essere più vicini alle discipline, alla scuola, al rendimento scolastico, io dico ben vengano queste cose, sperimentiamole e oggi vedremo quello che si può fare. High School Game è stato presentato dall'associazione La Movida, che con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria lo proporrà come formula innovativa a tutte le scuole calabresi. Ma aule a parte, l'associazione fa alle scuole un'ulteriore proposta, inserendo il quiz game anche nel pacchetto gite. Gli istituti che decideranno di aderire saranno coinvolti in una gara tra studenti aperta alle scuole di tutta Italia, per un'iniziativa che ha il merito anche di abbassare i costi. Abbiamo pensato di organizzare un viaggio di istruzione, un viaggio didattico completamente dedicato a loro, che coinvolgerà tutte le scuole d'Italia. Un evento unico, rivoluzionario e assolutamente, per la prima volta possiamo dire, anticrisi, che con soli 300 euro porterà con 6 giorni i ragazzi direttamente a Barcellona, perché il messaggio sia unico e chiaro: tutti hanno diritto di partecipare a un viaggio di istruzione, a un viaggio didattico. Amici, ricordate, in tutta la Sardegna, se volete divertirvi e volete cambiare il vostro modo di fare lo spettacolo e l'intrattenimento, scegliete di sceglierci. Il cervellone.
Il tuo compleanno si avvicina. Vuoi rendere la festa diversa dal solito, unica e originale? Coinvolgi amici e parenti con il Cervellone Quiz Show, il gioco più trendy del momento. Con le pulsantiere wireless potrete interagire con il sistema elettronico e con l'animatore della festa, diventando i protagonisti di una grande sfida multimediale come in un vero show televisivo. Scoprirete chi è il più veloce a rispondere ai quesiti più divertenti e curiosi di attualità, gossip e sport, a risolvere test di abilità e molto altro. Il quiz si personalizza con domande sui momenti indimenticabili della tua vita e con foto e video dei ricordi più belli insieme ai tuoi amici. Scopri in modo simpatico e divertente quanto ti conoscono, diventando a tutti gli effetti il protagonista della tua festa. Regalati un grande successo. Vivi un compleanno da cervellone.